Buonasera a tutti. Ho il piacere di darvi il benvenuto a questa nuova edizione del Concerto di Quaresima, realizzato grazie alla disponibilità e alla perfetta organizzazione della sezione vittoriese dell'Associazione Nazionale Alpini, che si è fatta carico dell'evento, in collaborazione con l'Associazione Musicale Gruppo d'Archi Veneto. Un saluto e un ringraziamento alle autorità presenti, in particolare Sua Eccellenza, il Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, l'assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, Antonello Uliana, il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne, al quale lascio la parola per un breve cenno di saluto. Buonasera a tutti, grazie. Il mio cordiale saluto che porgo a tutti voi a nome della sezione Alpini, i miei associati. Ringrazio dell'ospitalità in questo luogo, l'orchestra chiaramente, eccellenza, il mio saluto è rivolto di un benvenuto a casa sua, perché questa è la sua cattedra, quindi all'amministrazione comunale, ma anche a Prealpi, che è sempre presente a queste nostre, questi eventi che sono importantissimi per tirarci un po' sullo spirito in un momento particolare come questo in cui abbiamo veramente tanto bisogno. Periodo di Quaresima, di penitenza, di riflessione, di preghiera, guardiamo la Pasqua e allora mi permetto di dire che oltre alla resurrezione di Gesù Cristo, a cui noi tutti guardiamo con la fede cristiana, io spero anche nella resurrezione del popolo ucraino. Grazie, buona serata. Questo concerto di Quaresima, così come altri prestigiosi appuntamenti, continua ad essere un punto di riferimento per la Marca Trevigiana, grazie alla passione e al lavoro del Gruppo d'Archi Veneto, una bella espressione musicale del nostro territorio, che è presieduta dall'avvocato Giuseppe Baldon Zanetti e che fin dalla sua fondazione si avvale della direzione artistica di Fiorella Foti. Dal 2018 il gruppo gode dello status di complesso in residence dell'Istituto di Scienze Religiose Giovanni Paolo I, collegato alla Facoltà di Teologica del Triveneto, grazie alla sua determinazione a portare avanti il progetto di valorizzazione della musica sacra, dalla riscoperta di Perosi, passando per la rivalutazione dei piccoli capolavori delle messe brevi di Haydn, di Mozart, fino alla frequentazione della musica delle riduzioni gesuitiche dell'America Latina. Attività, quest'ultima, che le è sempre valso il vivo apprezzamento degli organi di informazione e della critica, in particolar modo dell'Osservatore Romano. Ma se questa realtà culturale, attiva da 19 anni, può andare avanti, è soprattutto perché è sostenuta nella sua attività dal provvidenziale intervento di alcuni enti prestigiosi. Quindi un sentito ringraziamento va innanzitutto alla Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, sempre presente nel sostenere le iniziative di particolare spessore in campo culturale e sociale del nostro territorio. La grande attenzione che l'Istituto continua a dimostrare per l'attività dell'orchestra le consente di realizzare sia questo appuntamento quaresimale che il prestigioso concerto sinfonico che impreziosisce annualmente le celebrazioni cittadine del 4 novembre. Dell'Istituto abbiamo il piacere di avere qui questa sera il presidente Carlo Antiga, il vicepresidente Giampaolo De Luca, il direttore generale Girolamo D'Adalto, il direttore della filiale vittoriese Gian Antonio Mantesso e il presidente della fondazione Noi per Noi, Flavio Salvador, fondazione che dell'Istituto è una diretta emanazione. Altro importante sostenitore del gruppo d'Archi Veneto, il brand Garmont International, rappresentato questa sera dalla moglie del presidente, la signora Nicoletta Bressan. Nel 2019 l'azienda ha avuto il merito di credere nell'orchestra e da allora ne supporta l'attività musicale con un sostegno concreto distribuito lungo tutto il corso dell'anno. Prima di dare inizio al nostro concerto devo segnalare una variazione rispetto al programma che vi è stato consegnato. Purtroppo oggi alle 14 il contralto Eugenia Zuin ha comunicato di essere positiva al Covid. Quindi lo Stabat Mater di Vivaldi, che prevedeva appunto il suo intervento, non potrà essere eseguito. Il programma quindi è stato in parte modificato. Ascolteremo per prime 2 composizioni di Antonio Vivaldi.
la Sinfonia in Si minore al Santo Sepolcro e il concerto in Do minore RV 120 per archi nei tempi allegro non molto, largo, allegro. Il resto del programma comprenderà come previsto l'Adagio e Fuga di Mozart e la Sinfonia La Passione di Haydn, che sarà preceduta dalla lettura di alcune righe del testo evangelico, per avvicinare in modo ancora più diretto la musica alla Sacra Parola e aiutarci a comprendere ancora meglio quanto l'autore ha voluto esprimere con la sua composizione. Lasciamo quindi spazio alla musica. Nell'augurarvi buon ascolto, ricordo tutti di verificare di aver spento i telefoni cellulari. Il gruppo d'Archi Veneto, diretto dal maestro Maffeo Scarpis.
Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Golgota, cioè Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra, l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo.
Siamo alla fine della nostra serata che è volata in un lampo, davvero. Quindi, per prima cosa, ancora un applauso e un ringraziamento al gruppo d'Archi Veneto e al maestro Maffeo Scarpis. E per il maestro Scarpis penso ci sia un omaggio da parte della sezione ANA. Che però non vedo arrivare. Eccolo qua. Visto che si lamentava che gli alpini hanno portato acqua. Sì. Grazie a Francesco Santin che ha dato splendida voce alla lettura evangelica. Grazie al parroco della cattedrale, Don Graziano De Nardo, che con grande disponibilità e con grande pazienza ha consentito di tenere il concerto qui questa sera. E poi c'è un grazie particolarmente caloroso che l'orchestra vuole rivolgere alla sezione ANA di Vittorio Veneto, con la quale si è creata una sinergia tutta particolare, davvero preziosa se pensiamo alla differenza fra le due realtà. Come dicevo all'inizio, la sezione, grazie soprattutto all'entusiasmo e alla passione del vicepresidente Maurizio Casetta, ha attivato ancora una volta la sua perfetta macchina organizzativa per dare vita a un appuntamento così significativo. E infine un grazie a lettere tutte maiuscole da parte di tutti alla persona che è l'anima del gruppo d'Archi Veneto, che ha fondato nel 2003, che da allora ne segue, ne cura la direzione e l'organizzazione artistica in ogni suo momento, anche nell'emergenza come quella di oggi, e che come violinista è anche parte dell'organico. Mi chiedo spesso come fai a fare tutto. Fiorella Foti. E quindi siamo proprio alla fine. Prima di salutarvi, vi ricordo che all'uscita vi sarà richiesta un'offerta responsabile. Il ricavato sarà destinato ad iniziative a sostegno della popolazione ucraina, della popolazione colpita dalla guerra in Ucraina. Io quindi vi saluto, vi ringrazio per averci seguito con tanto calore e credo che sarete tutti d'accordo con me se chiedo all'orchestra e al maestro Scarpis di chiudere la serata con un bis. Grazie e arrivederci. Ho un mazzo di fiori, vi chiedo di pensare chi è, io penso ad Annalisa, grazie.